E allora eccoci tornati in studio e ritorniamo con la nostra rubrica del Memento per affrontare un tema, se vogliamo, collegato a quello di cui abbiamo appena parlato. Ormai parliamo del Mose, un'opera che fu pensata, si iniziò a pensare, diciamo, dopo l'Acqua Grande del 66. Ma è un'opera che fu pensata, non progettata. Certo. E questo l'abbiamo scoperto, l'abbiamo avuto intuizione e conferma poi da persone che hanno lavorato al Mose, che non c'era un progetto e che Berlusconi ha detto intanto andate avanti, poi vi farete il progetto. E mi pare che ne abbiamo contezza, perché sono passati ormai quasi 20 anni e siamo sempre al punto di partenza. Allora, parliamo. Il Mose si muove, eppur si muove, è vero? Sta mica fermo, viene su e va anche giù. Ma è come, io prendo sempre il riferimento al Ponte Morandi, anche Ponte Morandi è stato là per 60 anni e nessuno aveva dubbio che non l'avesse fatto bene quel povero ingegnere, però è morto di infarto perché aveva in testa quella puttanata che aveva fatto e lui lo sapeva rivedendo il proprio progetto, poveretto. Errare humanum est, ma nessuno gli ha dato retta. Ormai sta in piedi e va così. E abbiamo visto che finalmente 6 personaggi in cerca d'autore li hanno messi in galera in questi giorni, mi pare fossero 6 o giù di là. E finalmente la giustizia si è mossa, perché non può essere che una carneficina di 42 persone passi inosservata. Sempre per restare la giustizia che ha i tempi eterni, no? Vorrei vedere qualche presa di posizione nel procedimento della Popolare di Vicenza. Totale silenzio, nessuno è colpevole, hanno rubato dalle tasche di quanti? Centinaia di migliaia di cittadini i propri risparmi. Li hanno rimborsato i grandi investitori, compreso Bruno Vespa, però noi, poveretti, quelli che avevano i 20.000, 10.000, quelli si possono ammazzare, no? È come la recluta che andava alla prima guerra mondiale per la patria, poi c'era gente che ci mangiava sotto e c'è ancora qualche storico che la racconta che la necessità dell'Italia all'epoca era quella di farsi notare a livello internazionale. Avevano ammazzato 700.000 persone, più altrettante civili, più altrettante morti della spagnola, che era uno dei meccanismi per cui la guerra è andata a finire così. Ma al di là delle chiacchiere, torniamo al nostro discorso. Abbiamo con noi il professor Di Tella, che naturalmente ci aiuterà a capire gli ultimi passi che sono stati fatti, che diciamo che un merito c'era il Mose, perché perlomeno un'acqua alta, un paio di acque alte ci ha salvato, quindi è meritevole, ma è giusto che i cittadini non vengano ingannati. La funzionalità di questo sistema, perché c'è un problema di durata nel tempo, di possibilità di manutenzione, chi lo manutenziona, come verrà, quanto costerà, tutto il resto è rimasto, funziona, quindi ce lo dimentichiamo. Ma siccome i costi e i danni ricadranno sempre sulla popolazione, quindi è giusto che sappiano i limiti di questo impianto. Certo. Ci vuole aggiornare l'ingegnere Di Tella sul merito, e poi abbiamo con noi anche il professor Paolo, che cortesemente ci aiuta a parlare un po' della laguna e delle problematiche che comunque rimangono. Prego. Allora, diciamo, intanto devo dire che io ho visto veramente con piacere che perlomeno in quell'occasione non si è allagata Piazza San Marco e non si è allagata la chiesa di San Marco. Però da lì al dire che ormai il Mose funziona, secondo me la strada è lunghissima, non lunga, lunghissima. E a questo punto però vorrei anche citare quello che ha detto il progettista il giorno che è apparso sui giornali in quell'occasione, perché credo che nessuno più di lui sappia cosa sta facendo. E lui dice: mi sono portato un pezzetto di carta per dire le sue parole, perché non vorrei essere frainteso. Allora,
L'ingegnere afferma che il Mose ha tenuto l'asciutta Venezia, ma prima di dichiarare che lo farà in modo sistematico dovrà passare molto tempo, e dovranno essere fatte molte prove. I collaudi dell'opera andranno avanti ancora. Per quanto tempo? Non si sa. E bisogna provare e riprovare un impianto come questo creando le condizioni estreme. Ecco, l'ingegnere Scotti dovrebbe spiegare come fa lui a creare le condizioni estreme. Cioè Ha un contatto col Padre Eterno che gli dice oggi mandami le onde di 2 metri, domani mi mandi quelle di 3 metri, e così le prova. Cioè questo è veramente ridicolo. Ma allora l'alternativa è la solita? A questo punto bisogna fare un bel passo indietro. Quest'opera non è un'opera civile. Non è il ponte Morandi, perché il ponte si progetta, no? Poi ci sono le normative che dicono le prove di carico che bisogna fare, si fanno le prove di carico e in una settimana a Genova hanno deciso che quello che avevano fatto funziona perfettamente e per adesso possono passarci le macchine, i camion, tutto. Queste opere, diciamo, di ingegneria marina, no? Sono progettate con metodi statistici. Non hanno il carico statico da applicare per fare il collaudo. È chiaro? Quindi non si può aspettare che arriva la condizione di progetto per dire che l'opera è collaudata. Ma vogliamo andare avanti per tutti i 100 anni per fare il collaudo? Cioè, siamo sempre a rischio se non sappiamo come funzionerà. Se non sappiamo, ma allora come si fa? Queste opere si fanno? Cioè, io ne ho progettate soltanto in Italia e in giro per il mondo un centinaio di opere che vengono progettate con criteri statistici. Si progettano con programmi di calcolo certificati e poi c'è o il cliente che ha i suoi mezzi e verifica quello che il progettista gli ha fatto, oppure il cliente si rivolge a una società terza per far verificare il progetto, oppure a una società di certificazione. Il Norsk Vedas, il RINA, il Bureau Vedas, il Norsk Vedas, eccetera, l'American Bureau, sono enti che certificano i progetti che vanno in mare. Dopodiché è quello che dà il collaudo alle opere, perché io non è che posso aspettare che arriva l'onda dei 100 anni o come al Mose l'onda dei 1000 anni per vedere se funziona. Io lo devo sapere prima. E questo purtroppo per il Mose non si sa, ne abbiamo parlato tante volte anche in questa occasione. Però non si sa, ma si può fare ancora. Certo, bisogna già, prima noi lo stiamo dicendo da anni, ma nessuno ci dà ascolto, come sentivo salvo prima, i nostri no? telespettatori. Sanno benissimo, cioè andrebbe fatta una verifica con i modelli di calcolo esistenti, come ha fatto fare il Comune di Venezia. Non ci dimentichiamo che il Comune di Venezia al suo tempo, Giunta Cacciari, quando furono bocciate le alternative in maniera, sappiamo come, fece all'italiana, diciamo. Fece fare uno studio a una società francese, Principia, e fece analizzare il comportamento dinamico delle apparature del Mose. Guarda caso, da quell'esame venne fuori che il Mose non funziona. Sì, intendiamo non funziona. Non funziona. Ha un margine di rischio molto elevato. Dinamicamente, sì, con onde, in quel caso, sì, per l'apparatore di Malamocco, tanto per citare lo studio fatto, con onde di 2 metri e 2, perché fino a 2 metri, con onde di 2 metri funzionava ancora, e 8 secondi funzionava bene. Poi, quando ha superato 2 metri e 2, è andato in stabilità dinamica. E quindi il sistema non funziona. Abbiamo fatto vedere anche dei video qui. Quindi, allora, andrebbe fatto per tutte le e vedere se quello che hanno realizzato può resistere alle condizioni di progetto. Certo. Perché se io devo, e qui arriva l'altro che io chiamo il paradosso del Mose, se io devo giudicare sulla base delle prove fatte a Volta Barozzo, io devo dire che il Mose non funziona, perché quelle prove dimostrano che chiaramente le paradosse sono in instabilità dinamica. Però siccome quelle prove non hanno nessun valore scientifico, perché il modello non è stato fatto bene, non è stato modellato bene, le onde non sono quelle di progetto, cioè, non eccetera, rispetta le caratteristiche su cui il Mose si muove. Si muove, e quindi praticamente a questo punto io dico, se mi chiede funziona, non lo so, perché non si sa.
se funziona, perché per saperlo ci vuole un progetto fatto con criteri ingegneristici con lo stato dell'arte, che dimostra che effettivamente che quelle condizioni di mare, che sono le condizioni di progetto, che sono condizioni che chiaramente si prendono condizioni molto conservative, ripeto, un'opera, tanto per fare gli esempi di cui io mi sono sempre occupato, un'opera che deve durare 20 anni, si progetta con un'onda che ha una probabilità di arrivare una volta in 100 anni, quindi 5 volte il periodo operativo, e in quelle condizioni si fa il progetto, che è un coefficiente di sicurezza, chiamiamo coefficiente di ignoranza, come lo chiamava il professor Lazzarini. Per cui a questo punto uno sa che in quelle condizioni la piattaforma sta lì, non è che devo aspettare che arriva quell'onda per dimostrare che funziona. Quindi questo concetto ai progettisti del MOSE non passa neppure per l'anticamera del cervello, e loro pensano di andare avanti provando. Ma non vorrei che restasse un concetto di scommessa, vediamo se funziona o non funziona. Allora, sì, se dovesse non funzionare nel tempo, abbiamo una politica, se io sapessi che un pezzo di tetto di casa mia sta per crollare, sta nella mia consapevolezza di, se non è o domani, stanotte o domani o tra un mese, comunque provvederò a sistemarlo. La stessa cosa vale per un politico di fronte a una situazione di questo genere. Quindi devo incominciare a prevedere, se sono certo e ho fatto il collaudo, questo collaudo che lei dice, e mi dà delle certezze di instabilità, è giusto che incominci a pensare diversamente, perché Venezia non è che posso ricostruirla una volta che... Ma lo devo fare. Certo, quello che sto dicendo... non si fa però facendo le prove... Allora, la irresponsabilità o la responsabilità è dei politici precedenti, e qualcuno ci ha lasciato le penne, ma è consapevolezza, come a Genova, che bisogna fare un altro ponte, e quindi si fa. Qui non siamo arrivati, allora, tanto per essere chiari, no? Cioè, noi abbiamo detto, e lo stiamo dicendo da anni, per cui adesso nessuno può dire che non lo sapeva, perché abbiamo scritto a tutti, abbiamo scritto ai ministri, al nuovo commissario. Ma lei ha preso anche una denuncia per diffamazione, sì, ma no? quella è ormai passata, sì, eccetera. Ma l'abbiamo scritta a tutti, no? Cioè, non si può mettersi lì a giocare con questo oggetto, perché è chiaro che io ho queste paratoi in fondo al mare che sono allagate, butto dentro aria compressa, queste qui si alleggeriscono e vengono su. Certo. E quindi in quelle condizioni, col mare calmo, funziona perfettamente. Ma peccato che sarebbe veramente assurdo che non funzionasse così. Cioè, il problema è il comportamento di quelle paratoie in modo ondoso. Certo. Che, certo. Voglio dire, tra l'altro, quando c'è stato il 12 settembre dell'anno scorso che ci fu, il 12 novembre dell'anno scorso, voglio dire, e lì dovevano alzarli in quelle condizioni, lì avremmo visto se funzionava bene. Infatti o no. quella è stata un po', come dire, no? Sì, il motivo per cui ha accelerato, però ha detto, proviamo a tirarlo non è stato mai provato in quelle condizioni. Certo. Lasciamo la parola anche al nostro ospite, secondo ospite, certo, se no teniamo al professor Dal Paus, che gentilmente è rimasto con noi. Allora, professore, ci sono due aspetti, quello della funzionalità del MOSE e della convivenza del MOSE con il sistema lagunare. Io penso che ci sono molti problemi dal punto di vista della compatibilità di questa soluzione con l'ambiente lagunare, perché quando fu proposta l'idea, con questo progetto si doveva ovviamente difendere Venezia e gli altri centri storici della laguna dalle acque alte, si doveva garantire la qualità dell'ambiente lagunare, si doveva anche garantire la portualità. Ora, già a suo tempo fu dimostrato, era il 2006, ma poi intervenne una decisione politica da parte di Prodi e tutto andò a farsi benedire. Già si era evidenziata la problematica di questa soluzione quando ci fossimo trovati di fronte a un importante fenomeno di eustatismo, come era quello che già allora, nei primi anni 90, era stato dimostrato dagli studi dell'IPCC.
Io credo che il problema vero della struttura, al di là dei problemi elencati dall'ingegner Vitella, che sono sicuramente problemi che dovrebbero essere affrontati e risolti, c'è una problematica legata da una parte alla gestione di questa struttura e ai costi di gestione di questa struttura, sui quali si tende sempre a scivolare via, problema che non si affronta, problema che era stato minimizzato inizialmente perché si parlava di 10-15 milioni di costo annuale per la gestione dell'opera. Adesso siamo arrivati a 100-120 e probabilmente andremo ben al di là di questo. Ed è una somma così importante che è probabile che questo costo di manutenzione per la gestione dell'opera diventi di fatto la tomba dell'opera. E poi c'è l'altro problema legato alla questione dell'innalzamento del livello medio del mare, del quale non solo le previsioni modellistiche dell'IPCC danno un'indicazione direi preoccupante, no? Perché si parla di 70-80 centimetri, in ipotesi pessimistiche anche ben al di sopra del metro. Questa questione, che poi è dimostrata anche dal punto di vista sperimentale, perché le osservazioni sperimentali mareografiche a Venezia danno un'indicazione di un innalzamento del livello medio del mare negli ultimi 30 anni di circa 5-6 mm all'anno, il che su proiezione centenaria sono 60 cm. Allora 50-60 cm di innalzamento del livello medio del mare sicuramente li avremo, e con questi valori di innalzamento del livello medio del mare, se vogliamo difendere i centri storici della laguna dalle acque alte, dovremmo intervenire 150-200 volte, dovremmo chiudere la laguna rispetto al mare, come ho dimostrato analizzando 20 anni di maree, che per un numero di ore che diventa pazzesco, mediamente 2000 ore all'anno, negli anni più disgraziati laguna... anche di più. Ecco, la laguna è destinata a diventare un lago? No, la laguna è destinata, cioè io dovrò scegliere, difendo la laguna, difendo i centri storici, oppure difendo la portualità. Sono obiettivi che sono in contraddizione fra di loro. Certo. Quindi, tra l'altro questo... E quindi sicuramente diventerà un grosso problema quello della gestione, no? Durante la prova del 3 ottobre la laguna è stata chiusa per 7 ore e già si sono alzate le lamentele del Presidente dell'autorità portuale. Certo, professor Dal Paus. Ecco, forse anche questo, ingegnere Vitella, è un po' sorprendente, no? Che nel momento in cui il MOSE ha iniziato, tra virgolette, a funzionare, ci sono presentati tutta una serie di altri problemi che fino a quel momento lì erano rimasti silenti, no? Su questo punto va detto una cosa molto chiara. Intanto questo progetto della conca è nato sbagliato, perché non spieghi ai telespettatori di che cosa sta parlando. Lei sta parlando la conca di navigazione che per i telespettatori nel caso in cui il MOSE è chiuso è un bacino che permette di passare dal mare in laguna e viceversa, con un sistema di porte a destra e a sinistra che permettono di far entrare la nave, spostare il livello dell'acqua e quindi portarla fuori o portarla dentro. Insomma, questo è come succede a Panama, no? Dove c'è il dislivello famoso. Eccetera. Ora, quel progetto è sbagliato, perché intanto è fatto per navi troppo piccole. Poi con quella lunata che ci hanno fatto davanti, entrare in quel cunicolo è una cosa complicatissima, per cui i capitani del porto, cioè le simulazioni dimostrano che è un gioco di azzardo. Soprattutto, chiaramente, anche lì, in condizioni di mare calmo, tutto tranquillo, eccetera, un bravo comandante c'entra. Ma se c'è vento, se c'è un po' di onda, eccetera, eccetera, ci sono problemi grossi.
non piccole, per cui non funziona. Chiaro. In più, la barca a porto che avevano fatto, anche lì, un'opera che a me hanno insegnato a progettarla al 4 anno di ingegneria navale, questi sono riusciti a sbagliare anche il progetto della barca a porta, per cui è rotta alla prima ondata che c'è stata e si è scassato tutto. Spettatori, cos'è questa barca a porta? È questo portellone che chiude Sì. questa conca di navigazione, no? Sì. Cioè, quindi, tra l'altro adesso il commissario stanno chiedendo al progettista eccetera i danni erariali eccetera, perché è dimostrato che lui non funziona. E se il MOSE non funzionasse, a chi andiamo a chiedere noi i danni erariali? Perché questo è un problema che bisogna porre. Ma chi salverà Venezia? E tra quanti anni? Chi salverà Venezia? E tra quanti anni? Perché non è che un'altra opera si può fare in 10 mesi. No, se facessimo delle cose come le hanno fatte in altri posti in maniera intelligente da professionisti seri, cioè, credo che le paratoie di Rotterdam e quelle di San Pietroburgo sono state fatte nel giro di 3 o 4 anni. Certo. Quello è il tempo, diciamo, fisiologico della costruzionalizzazione di un'opera, non 30 anni. Non ha senso fare un progetto che dura 30 anni e poi ci vogliono 3 anni, dicono, 2 anni, 2 anni e mezzo, eccetera. Adesso lo finiranno nel 21. Lo finiranno nel 21. Poi ci vogliono un paio d'anni per la sperimentazione. Ma in che paese esiste una cosa del genere? Io chiedo, in quale paese al mondo esiste una situazione così strana? Aiutatemi a trovare un aggettivo, io non riesco a trovarlo un aggettivo. È allucinante. Ma vedo che la politica è tranquilla perché per hanno forza, detto perché abbiamo inaugurato il MOSE, funziona. Ma questi vanno avanti I giornalisti vanno a intervistare in giro e dicendo che la gente è contenta perché per la prima volta non vanno con lo straccio a pulire il negozio in piazza San Marco. Sì, una volta. Sì, ecco. Una volta. Lì qui bisogna avere la certezza. Perché Venezia durerà i prossimi 1000 cosa anni. Dice il progettista. Sì. Cioè, lui non garantisce che funzioni. Certo. C'è il professor Dal Pauso che sorride alle parole di Tella. Sì, perché questa idea, no, che quest'opera, che qualcuno ha già enunciato, che quest'opera sia un'opera sperimentale e quindi che ci si debba aspettare che possa fallire come di solito può capitare a qualche esperimento, questo è veramente ridicolo, perché un ingegnere non si avventura in soluzioni che non portano al risultato previsto in partenza. L'ingegnere che ha testa e coscienza e saggezza percorre strade che portano con certezza al risultato che ci si prefigge. Qui siamo immersi nel dubbio, esistono dubbi per il funzionamento di questa struttura in condizioni critiche e non possiamo, come ha detto l'ingegner Di Tella, aspettare di provare per dire sì, funziona. Dovremmo saperlo prima. E esistono poi grandi dubbi su tutto il resto, perché se anche questa struttura funzionasse, nel giro di qualche decennio diventa superata, perché diventeranno incompatibili, inconciliabili gli obiettivi che prima ho ricordato, certo. E cioè difendersi dalle acque alte, salvaguardare l'ambiente lagunare, salvare il porto. Il porto di Venezia è morto, il porto di Chioggia è morto. Se non lo capiscono, anche qua aspetteremo la morte di queste strutture e poi annunciata. Questi porti sono stati bruciati dalla necessità di difendere dalle acque alte Venezia. Questa è la realtà, purtroppo. Certo. E quindi l'opera dovrebbe fin da subito essere accompagnata da tutta una serie di interventi, chiamiamoli complementari, che permettano di ridurre assolutamente la frequenza delle chiusure della struttura, perché altrimenti noi ci troveremo di fronte a un numero di interventi e a un numero di ore di chiusura che sono la
la morte della laguna. Certo, professore, è stato chiarissimo e torneremo ovviamente sull'argomento perché è una cosa che i nostri telespettatori sanno ci sta a cuore, no Armando? Certo, no, ci sta a cuore. C'è gente che ci vive e Venezia non è che possiamo buttarla sotto acqua ogni mese o a seconda di come piove. Venezia va difesa come hanno fatto la Repubblica Veneta, l'ha fatto fino a che è stata Repubblica, dopodiché è stato abbandonato tutto il progetto e l'amore per le acque, l'avevo già detto prima, anche nel Veneto c'è questa mancanza di attenzione per quello che è l'acqua, perché non è più indispensabile, volo, vado in macchina, ho l'autostrada, chi se ne frega, devo fare un ponte, ma che è anche un ponte, no, anche l'acqua, il fiume è un intrigo ormai, invece non è così. Ma il professore sa benissimo, perché certo. Io ho visto le carte di previsione di questi innalzamenti dei livelli medi del mare, che nella migliore delle ipotesi noi ci troviamo non so quanti migliaia di metri, di chilometri quadrati di coste che certo, finiranno certo. sott'acqua, certo. Cioè, sì. Questo è un problema molto serio che andrebbe affrontato in maniera... Tra l'altro l'unico sistema per evitare che appunto la laguna debba essere chiusa per 200-250 giorni all'anno, praticamente tutti i giorni, sì, certo. è quello di alzare tutta la laguna. Sono state fatte già degli studi, delle cose, il professor Gambolati proprio da qui dell'Università di Padova che ha fatto delle proposte in tal senso. Quindi è una cosa che andrebbe affrontata subito, fatta delle sperimentazioni. Cioè, chiaramente in casi di acqua eccezionale non c'è altra soluzione che chiudere la bocca di porta per salvare Venezia, eccetera. Però non si può chiudere 200 volte all'anno. Quindi bisogna trovare delle soluzioni che permettano alla città di sopravvivere, però senza creare, perché anche lì poi c'è un problema anche di ricambio d'acqua, perché non è che posso chiudere e limitare in quel modo lo scambio mare-laguna, perché sappiamo benissimo a Venezia come il professor 32 milioni di visitatori. Sì, se ognuno fa un po' di pipì abbiamo capito cos'è la laguna di Venezia. Quindi praticamente c'è anche questo aspetto per ridurre al minimo il non è che concetto. basta chiudere, no? Quando il turismo riprenderà dopo queste epidemie? Riprende, sì, Ora, per carità. In questo caso, diciamo, come un po' succede, anche il discorso che avete fatto prima, cioè questo fatto di procedere per stralci, per piccole occasioni, eccetera, perché non si riesce a mettere insieme, cioè il fatto di non affrontare il problema in una maniera sistemica, no? Cioè, c'è da risolvere il problema della salvaguardia di Venezia, della laguna, eccetera, eccetera. Si affronta il sistema nel suo complesso. Certo. E non si fa per stralci. Ma si guarda distante quanto dura e come deve funzionare, certo, e qual è lo sviluppo dell'impatto, perché economico. Bisogna fare delle cose che funzionano. Certo. E noi di questa certezza non l'abbiamo. Sì. Non ce l'ha il progettista, sì. La posso avere io. Certo. Il progettista non ce l'ha. Vi ho letto cosa ha detto, Sì, certo. Cioè, questo non l'ho Ce inventato. lo dice lui con parole un po' complicate, ma ce lo dice, insomma. Chi sa leggere ha capito che, insomma, forse tra 2 anni si è finito di fare. Tra 2 anni finisce di completare, cioè di sostituire tutte le cose rotte, perché adesso sono riusciti ad alzarli in 30 minuti, perché hanno messo tutti i compressori, cioè hanno sostituito le valvole. Ma chi aveva messo quelle valvole precedenti? Ma quelle valvole non hanno funzionato mai, mi pare, no? Sono già morte? Cioè quelle che hanno dovuto sostituire, chi le paga quelle lì? Noi naturalmente. E invece la deve pagare chi ha sbagliato. E questo che non funziona. Ma lei vuole, non siamo mica in Uganda, noi non siamo mica in Tanzania, siamo in Italia. Sì, però adesso, però io non capisco questa doppia diciamo, posizione, perché per la conca di Malamocco, sì. No? Che è stato dimostrato che c'è un errore di progettazione, stanno chiedendo il danno erariale al progettista, a chi l'ha progettata, a chi l'ha collaudata, eccetera, eccetera. Qui a chi ha sbagliato a costruire le valvole, a chi ha sbagliato a fare i materiali degli steli che sono già tutti originali, li vogliamo rendere responsabili?
Adesso si dice che vogliono anche chiudere il consorzio, liquidarlo. Ah. Sì, è stato Quindi tutti sarà assolti. nominato a giorni un liquidatore, no? Hanno scelto il nome che era oggi sui giornali, è il presidente dell'ordine dei commercialisti italiani, perché bisogna chiudere, quindi quando l'abbiamo chiuso, a chi andiamo a chiedere conto? Ma il liquidatore penso che se ha coscienza non lo chiude, dice qui c'è un problema, come faccio a chiuderlo? Allora? Perché non è mica un tombarolo lui, cioè non è mica quello che mette sottoterra, è uno che... No. Teniamo un'altra posizione a vita in attesa di chiudere questo consorzio. I politici, a parte che magari i politici non guardano la TV7, ma insomma i politici avranno questo eco nella coscienza e non fanno nulla. Ingegnere Dal Paus, è possibile che ci troviamo di fronte a questa situazione? Penso proprio di sì, penso che sia più che possibile, purtroppo. Cosa vuole? Questo è il nostro disgraziato paese in cui è difficile trovare i colpevoli e i responsabili. No, che ci sono però, se non ci vogliono trovarli, certo. Bene. Ahimè ci sono. Allora, ci fermiamo qui, ma tanto è solo una... Sì, è un passaggio, poi ritorneremo, se ci date un po' di attenzione, ritorniamo sul tema. E soprattutto vi chiedo una collaborazione nel fare un'ipotesi, non un progetto perché è troppo complicato, ma un'ipotesi di soluzione che credo che sia possibile per riuscire parzialmente a compensare Venezia come portualità e Venezia invece per la sua capacità storica e soprattutto per la sopravvivenza comunque al di là del turismo. Venezia ha diritto di essere intatta nel tempo indipendentemente se ci sarà il coronavirus o meno. Ecco. Soluzioni ci sono sicuramente. E allora ci incontriamo anche con il professor Dal Paus, anche lì ne riparleremo. Appena abbandoniamo la mascherina ci vediamo un attimo e poi vedremo di fare una proposta che non possono rinunciare. No, cioè voglio dire, io comunque queste cose che ho detto questa sera, le ho scritte, le ho mandate al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, al Ministero alla commissaria, acceleracantieri, alla provveditore degli ingegnere, se le mandava agli abitanti di Venezia dicendo vi stanno prendendo per il cesto e queste sono le motivazioni, otteneva più effetto. Qualche giornale me l'ha pubblicato. Sì, ma una volta sola, noi facciamo il memento apposta perché il tormentone è sempre quello che alla fine qualcuno può dire. Una volta si chiamava, può dire che non lo sapeva. Si chiamava la Pittima una volta. Era quello che facciamo le vittime. Gutta cavat lapidem, no? Esatto, gutta cavat lapidem. E dai, no. Sì. La goccia arrivi a smuovere qualcosa. Più di quello, più che scriverlo, hai fatto una lettera aperta alla Spitz per conoscenza ai ministeri. La porta è sbagliata. Allora, la rivoluzione, questo, no? La rivoluzione si fa dal basso, non si fa dall'alto. Circostanziate, no? Allora, o uno mi dice, guarda Titello, tu sei ormai vecchio rincoglionito, scusate il termine, allora datti una calmata, cioè basta, no? E mi dimostri che sto dicendo delle panzanate, oppure devi fare qualcosa, non puoi non fare niente. Ma anch'io perché li do retta, quindi sono ricoglionito anch'io. Dobbiamo fermarci, abbiate pazienza, è tardissimo e abbiamo ancora un'altra parte della trasmissione, che adesso parleremo anche delle elezioni americane. Per capire come va a finire. Allora ringraziamo l'ingegner Vincenzo Di Tella, è un arrivederci anche al professor Luigi Dal Paus. Grazie per essere rimasto con noi. Per i nostri telespettatori un breve break pubblicitario, ma poi ritorniamo per parlare appunto di quello che sta succedendo oltre l'oceano. Restate in ascolto, tenete i televisori accesi, tanto domani è sabato, si può dormire. Certo. A tra poco. Grazie.